Buonasera. Sì? Sì? No? Si sente? Ci siamo. Buonasera a tutti e benvenuti. Non vorrei pensare male, ma... Ora? Dicevo buonasera e benvenuti, soprattutto a coloro che hanno fatto diversi chilometri per assistere a questa serata che vuole essere di illustrazione. Credo che sia il primo confronto pubblico dopo l'approvazione della legge cosiddetta sulle aree idonee, la legge numero 20, e vuole essere un momento non solo appunto di illustrazione ma anche di confronto. Come di confronto sono stati questi mesi, certo non semplici, certo complicati, ma che hanno poi visto il varo di una legge della quale discuteremo oggi e che per la maggior parte delle persone che oggi sono venute rappresenta anche, e per noi soprattutto, un primo momento di partenza per disciplinare questa materia. Saluto le autorità presenti, saluto l'onorevole Giuseppe Frauch, vicepresidente del Consiglio regionale, l'assessora Mozzo. I relatori li presenterò dopo perché ciascuno di loro ha un ruolo importante nella discussione di stasera e illustrerò anche la ragione della loro particolare presenza in attesa della Presidente Todd, che credo che stia parcheggiando. Oggi è Santa Lucia, è venerata come martire e protettrice della vista per via della simbolica connessione tra il nome e la luce. Noi non abbiamo l'ambizione di essere dei santi, ma la missione, insomma, di spiegare, di fare luce un po' su una tematica che è stata decisiva, che è tuttora decisiva per la Sardegna, cercando di eliminare le ombre, cercando di affrontare le paure, le preoccupazioni che hanno accompagnato non solo questi ultimi mesi, ma io direi questi ultimi anni nei quali questa tematica è stata lasciata all'improvvisazione e non è stata mai affrontata in un quadro organico di regole. E oggi soprattutto vorrei che venisse fuori un messaggio, cioè che parliamo di transizione energetica non come un problema, come sempre è stato affrontato sino ad ora, ma come un'opportunità. Era un problema prima perché non si avevano le regole, e quando non si hanno le regole la prima cosa da fare è fermarsi. Bloccare tutto, fermarsi, analizzare il contesto e cercare di allestire un quadro di regole chiaro, preciso e soprattutto condiviso. Il contesto era molto difficile. Io riporterò alcuni dati. I dati in genere sono noiosi, ma servono a capire in quale contesto noi ci muoviamo quando parliamo di produzione energetica in Sardegna. Io mi riporto ai dati, gli ultimi dati perlomeno diciamo condivisi del 2023, quindi vi era altra amministrazione regionale, quando si trattò di illustrare il piano energetico ambientale. Da quei dati emergono alcune questioni importanti. Il 75% dell'energia prodotta in Sardegna deriva da fonti fossili. Queste luci che ora ci stanno illuminando per il 75% derivano da fonti fossili, e cioè da carbone e da petrolio. Le centrali sono tre, sono una nel Sulcis, una a Fiume Santo, entrambe a carbone, e la Sarlux della Saras con scarti di raffineria. L'88% del carbone che noi utilizziamo arriva dalla Russia con le navi, e il gas arriva dalla Russia, dall'America, dall'Algeria, dalla Nigeria, dal Qatar, insomma dobbiamo per forza importarlo da fuori. In questo quadro l'energia eolica contribuisce, sono dati del 2023, con appena il 13%, quella del fotovoltaico col 9% e l'energia idraulica conta per il 3%. Questo è il quadro davanti al quale ci siamo trovati. E su questa produzione lorda di energia il 61% viene consumato in Sardegna, il 24% viene esportato verso l'estero e il 6, circa il 7%, viene disperso nelle perdite dirette. E di questo 61% consumato in Sardegna, il 40% è per l'industria,
il 29% per il terziario e il 28% per l'uso domestico. Questi sono i dati che ci siamo trovati ad analizzare quando abbiamo preso in mano la materia energetica appena insediati. Io oggi non parlerò dei dati relativi all'emissione di CO2, sicuramente lo farà probabilmente il dottor Codonesu, però è evidente che omettendo i dati anche sull'incidenza delle malattie e dei tumori in prossimità di quelle centrali, è chiaro che il quadro si fa ancora più devastante. E quindi a fronte di questo contesto, come dicevamo prima, c'era la necessità di fermare tutto, di bloccare tutto è arrivata la Presidente Todde. Prego Alessandro. Benvenuta. Stavamo facendo un po' il quadro della situazione nel quale ci siamo trovati a operare e dicevamo che in un quadro in assenza di regole era chiaro che occorreva intraprendere una navigazione, chiamiamola così, che approdasse a un porto che rappresentasse un punto di equilibrio tra la necessità della transizione energetica e la disciplina della tutela del paesaggio e del territorio. Ed è questa la direttrice che ha seguito la Regione, che ha seguito la Presidente Alessandra Todde, navigando nel mare aperto delle contestazioni, navigando nel mare alto aperto delle strumentalizzazioni politiche e mediatiche, in un paradosso, tra l'altro, che si è manifestato anche poco fa mentre discutevo e davo il benvenuto ad alcune persone venute a visitarci da lontano, e cioè che secondo una certa sensibilità staremmo in qualche modo impedendo il passaggio alla transizione energetica e secondo altri invece staremmo aprendo la Sardegna all'invasione dell'eolico. In questo paradosso non è semplice trovare un quadro normativo appunto che sia di tutela e di salvaguardia per la Sardegna. Io direi che il titolo dell'evento è dalla legge 5 alla legge 20. La legge 5 è quella che noi abbiamo chiamato Salva Sardegna, perché nel contesto che vi ho raccontato occorreva bloccare tutto per fermarci, per riflettere, per capire cosa fare e per studiare una norma di pianificazione finalmente, che mancava in Sardegna, che disciplinasse esattamente il passaggio della transizione energetica e desse regole certe per gli operatori delle energie rinnovabili. Io mi limiterò a indicare 4 punti fondamentali per poi passare rapidamente la parola ai primi interventi. Con la legge numero 20 che è stata approvata qualche settimana fa, noi veniamo incontro alle istanze che erano più sentite nei cittadini negli ultimi anni. Innanzitutto la Sardegna si garantisce il diritto inalienabile di dire cosa fare, cosa non fare e dove farlo. In assenza di queste regole prima interveniva lo Stato. Questa è stata la prima norma che ha consentito di disciplinare in Sardegna questo fenomeno. Questo diritto non viene esercitato solo dalla Regione, non viene esercitato dall'alto, ma è un diritto che viene condiviso con le comunità, poi famoso articolo 3 ne discuteremo dopo, cioè del coinvolgimento dei comuni anche nelle potenziali deroghe che ci possono essere. La terza direttrice fondamentale è che si realizza attraverso lo stanziamento di quasi 700 milioni di euro il più alto investimento sulle energie rinnovabili, che consente alle famiglie e alle imprese di autoprodursi l'energia e di costituire le comunità energetiche. E infine tutta questa disciplina non sarà lasciata alla improvvisazione, ma verrà affidata a una società energetica sarda, cioè una società che si occuperà di erogare i contributi alle famiglie e alle imprese, di imporre le fideiussioni agli investitori, che era un tema caldo, perché qua il tema delle fideiussioni era un tema quasi omesso anche nelle discussioni. Imporre e vigilare sullo smaltimento degli impianti da energia rinnovabile e infine gestire la fase delle misure di compensazione anche per i comuni, perché i comuni spesso venivano lasciati soli a contrattare contro le grandi società. Ecco, queste erano le principali istanze che
che la Sardegna chiedeva, che i cittadini sardi chiedevano e che noi crediamo di avere introdotto nella legge numero 20 di cui oggi parleremo. Quindi ora possiamo entrare nel vivo del dibattito. Inizio a presentare e a salutare i relatori. Il Presidente Todde l'abbiamo salutata, è appena arrivata, il Dottor Ferdinando Codonesu, ingegnere, che diciamo, affronterà un tema come dire, molto complicato, che è anche quello delle buone informazioni su un tema così sensibile come quello della transizione energetica. Naturalmente l'assessore Spanedda, che ci illustrerà qual è stato il percorso normativo anche da un punto di vista specificamente urbanistico della legge, e il dottor Giuliano Sanna, che si occuperà di un aspetto importante della legge, che è quello dell'impatto delle nuove norme sulle imprese agricole e sull'agricoltura in generale. Quindi io do la parola all'assessore Spanedda, non so se vuole parlare in piedi o se vuole parlare da seduto, come vuole lui. Grazie a tutti. Grazie agli organizzatori e grazie a voi che siete qui presenti. La legge è una legge che sostanzialmente è semplice, quanto sembri complicata vista la quantità di allegati e sostanzialmente quello che diciamo il nocciolo della legge è il concetto che si adottano le aree idonee, non idonee, ordinarie e vincolate. Vi dirò adesso esattamente però che cosa vuol dire, come è stato interpretato all'interno della legge questa serie di definizioni, e nel caso che si sovrappongano criteri di idoneità e di non idoneità vince la non idoneità, con pochissime e limitatissime eccezioni. Quindi sostanzialmente la legge si basa su un'analisi, un'indagine del territorio sardo e su un principio di precauzione, per cui nel dubbio, chiamiamolo così, in realtà nella sovrapposizione tra due condizioni diverse, vince quella di non idoneità. Quindi sostanzialmente noi abbiamo adottato alcune indicazioni che venivano da un quadro normativo nazionale, ma le abbiamo utilizzate facendo attenzione alla sensibilità e alla realtà, perché non c'è solo una questione di sensibilità, ma anche una questione oggettiva di configurazione del territorio, che sono proprie del nostro territorio. Questo è sostanzialmente il meccanismo di funzionamento della legge. Ora, cosa vuol dire aree idonee e non idonee, poi ordinarie e vincolate? Allora, sostanzialmente bisogna fare un po' di attenzione, perché i termini non hanno esattamente lo stesso valore che nel senso comune. Quando parliamo di aree idonee, parliamo di aree che fisicamente, diciamo così, per la loro configurazione, perché sono aree, ad esempio nel caso che è indicato dalla nostra legge, sono aree già utilizzate, già consumate, già impermeabilizzate e così via, sono considerate idonee all'installazione di impianti di energia rinnovabile. Però questa idoneità, che apparentemente fisica, diciamo, discende da una condizione dell'area, abbiamo detto che è già compromessa, è già impermeabilizzata, è già utilizzata per i fini antropici e così via, si porta dietro una particolarità da un punto di vista delle procedure di realizzazione, cioè all'interno delle aree idonee il parere paesaggistico non è vincolante. Questo dice la norma nazionale all'interno del quale la nostra norma si inserisce, e i tempi di autorizzazione sono decurtati, sono dimezzati. Questo cosa vuol dire? Che andare a realizzare un impianto di fonti di energia rinnovabili in un'area idonea ha delle facilitazioni in un qualche modo, e questo naturalmente va tenuto in considerazione nel perimetrare ed individuare le aree idonee, perché non essendo poi procedure che passano attraverso una valutazione paesaggistica vincolante, capite che sono delle procedure che sono molto delicate e che quindi vanno circoscritte ad ambiti che sono precisi e, diciamo così, oggettivamente riconducibili a una procedura di quel tipo, in cui non ravvisiamo una trasformazione radicale del territorio. Le aree non idonee, invece, anche qua c'è un chiarimento da fare, perché per un certo periodo le aree non idonee sono state considerate non idonee fino a prova contraria in un qualche modo. Invece noi ci colleghiamo a una parte della norma statale che sostanzialmente dice che le aree non idonee sono
non idonee e basta. Quindi nel momento in cui noi abbiamo anche specificato per chiarezza ulteriormente nella nostra norma questo aspetto, nel momento in cui parliamo di aree non idonee, su quelle aree non idonee non c'è la possibilità di realizzare impianti per energie rinnovabili. Chiunque abbia letto la legge vede che il numero di allegati che specificano le aree non idonee sono più corposi di quello che specifica le aree idonee. Questo deriva da due aspetti. Il primo è che la normativa richiede che venga specificata la non idoneità, essendo una condizione, come dire, importante e delicata, in maniera molto precisa per taglia dell'impianto, cioè per dimensioni o relative all'altezza nel caso degli aerogeneratori eolici, o dimensioni relative alla capacità produttiva, ad esempio nel caso del fotovoltaico, che poi si traspone sostanzialmente in un'area occupata. E le aree non idonee, le aree idonee invece, essendo una serie di aree molto più facilmente, diciamo, individuabili, sono invece elencate in un elaborato che è molto più smilzo. Ora, guardando il territorio sardo, appunto senza ragionamenti, come dire, vincolistici, ma semplicemente guardando la natura del territorio, è apparso che il territorio sardo è in gran parte costituito di aree non idonee. Noi abbiamo sostanzialmente preso le aree non idonee che sono state normalmente indicate dalla normativa, su alcune questioni tipo le aree parco, le aree di protezione speciale dal punto di vista ambientale, le aree che hanno beni architettonici e culturali importanti e così via, e abbiamo aggiunto poche aree non idonee che sono non idonee a causa delle caratteristiche del nostro territorio. Faccio un esempio per tutte. Le aree di crinale, in alcuni casi, sono considerate non idonee perché con un lavoro fatto con la forestale abbiamo visto che gli incendi si spengono sulle aree di crinale e di conseguenza permettere la costruzione di elementi in altezza in aree che sono fondamentali per lo spegnimento dell'incendio è un aspetto che è importante per la salvaguardia delle vite umane, delle aziende e così via. Quindi abbiamo sostanzialmente una serie di, li abbiamo chiamati tematismi con un termine un po' tecnico, però di elenchi di aree che sono in parte le aree che vengono dalla normativa che abbiamo utilizzato finora, in parte delle aree specifiche che fanno sì che la legge sia ancorata in un qualche modo al territorio sardo e che sia utile per un ragionamento sul territorio sardo. Questo è un aspetto che quindi è assolutamente importante, il fatto che non abbiamo acquisito la normativa nazionale ma l'abbiamo rielaborata e l'abbiamo riconsiderata alla luce delle specificità del nostro territorio. Le aree ordinarie sono invece le aree in cui si possono realizzare degli impianti con tutte le procedure che sono normalmente quelle a cui è soggetto qualunque tipo di autorizzazione. Queste aree ordinarie sono definite dalla legge, come dire, per differenza, quelle che non sono indicate come non idonee e quelle che sono indicate come idonee lasciano una minima parte di indicazioni scoperte, quelle sono le aree ordinarie, sostanzialmente sono quelle in cui non ci sono particolari non idoneità per alcuni tipi di impianto o alcuni tipi di, o alcune dimensioni, alcuni aspetti della taglia. Quindi poi le aree vincolate sono quelle sostanzialmente che riguardano la legge Lollobrigida sull'agrivoltaico, cioè il fatto che nel territorio agricolo non si può fare fotovoltaico a terra, ma sostanzialmente solamente agrivoltaico. Ora, questo sistema appunto di combinazione, è facile pensare che, data la complessità del territorio sardo, c'è la possibilità che in uno stesso sito ci siano condizioni di idoneità e di non idoneità. Faccio un esempio, una cava dismessa, che dovrebbe essere idonea all'interno di una zona di protezione speciale, ce ne sono, diventa a questo punto un'area non idonea perché prevale la zona di protezione speciale. E in questo modo anche voi dovete leggere gli allegati, perché ci sono ogni tanto delle preoccupazioni che riguardano ad esempio la zona agricola in cui non si trova, ad esempio, in terreni in classe 3 sono considerati sostanzialmente ordinari, però è anche vero che spesso nel caso ad esempio ci sia una preoccupazione per la vicinanza di un bene archeologico, c'è anche l'area di rispetto, diciamo, del bene archeologico che è fissata in 3, 5, 7 chilometri a seconda della taglia dell'impianto, che fa sì che comunque non sia possibile
realizzare un impianto vicino al bene archeologico, anche se guardando l'allegato che riguarda invece l'agrivoltaico sembra che si trovi all'interno di una zona ordinaria. Questo sistema ha pochissime eccezioni, come dicevo prima, che sono soprattutto relative alle zone di rispetto di alcune categorie di beni in area industriale. Quando in un'area industriale attuata, edificata e così via, sostanzialmente un'area in cui ci sono già dei capannoni, c'è anche qualche zona ad esempio di rispetto per un bene ambientale o culturale, lì abbiamo fatto un'eccezione perché essendoci già il capannone permettiamo che venga anche realizzata una piccola parte di fotovoltaico. Quindi sostanzialmente l'operazione che è stata compiuta è stata quella di identificare meticolosamente, anche con l'aiuto delle amministrazioni locali che ci hanno spedito, noi abbiamo chiesto una serie di informazioni e di aggiornamenti relative alle zone industriali, a tutta un'altra serie di aree potenzialmente idonee e non idonee, di individuare in maniera precisa le caratteristiche di idoneità e di non idoneità. Questa costruzione, diciamo che trattandosi di una legge, non di un piano, è una serie di caratteristiche delle aree che sono presenti all'interno degli allegati, sta venendo riversata in un geodatabase che verrà utilizzato per, diciamo, la gestione della legge, per una verifica veloce e rapida del test di idoneità e di non idoneità, che verrà pubblicato sul sito della Regione, su Sardegna Geoportale, in tempi, crediamo, relativamente brevi, perché è già stato in parte preparato, ma sta venendo adesso validato, collaudato e così via. C'è un altro aspetto che è importante, che deriva sostanzialmente da questo fatto che c'è una prevalenza della inidoneità, una grossa prevalenza dell'inidoneità sulla idoneità. Ci siamo posti il problema di come realizzare una transizione ecologica, è stato detto diverse volte, una transizione ecologica come dire, utile per i sardi, ma anche una transizione ecologica nel momento in cui non è più possibile fare impianti di fotovoltaico da centinaia di ettari all'interno delle nostre zone agricole, e quindi per questo la legge ha un primo nucleo che è quello di stabilire questo principio di rapporto tra le aree idonee e non idonee con la prevalenza della non idoneità, però poi anche una serie di incentivi e di finanziamenti per l'installazione poi di pannelli fotovoltaici. Questo è l'articolo 2, che consente in un qualche modo di realizzare una transizione ecologica anche in presenza di aree più minute, più piccole, attraverso l'uso delle coperture e tutte quelle aree che sono identificate all'interno della legge, che sono sostanzialmente quindi delle aree che hanno una scala più piccola degli impianti cui abbiamo fatto, diciamo, l'abitudine, abbiamo visto i progetti, e invece sono delle aree che sono apparentemente residuali, ma comunque la cui superficie consente la realizzazione di una transizione ecologica. Abbiamo detto i tetti, abbiamo detto le aree compromesse, i lotti interclusi, abbiamo anche individuato delle percentuali all'interno delle zone industriali e con un'attenzione, e questo è all'interno di un allegato particolare che è l'allegato G, di fissare comunque dei limiti, perché siccome uno degli obiettivi della norma è evitare il consumo di suolo, è necessario ad esempio impedire che una zona industriale venga saturata da impianti di un certo tipo, cosa che ci costringerebbe poi ad aprire altre nuove zone industriali a fianco alla prima, quindi con un'espansione del consumo di suolo. Quindi abbiamo individuato anche per le aree idonee e per gli impianti che si possono fare tutta una serie di vincoli e di norme. Vincoli non è un termine che mi piace, ma diciamo di condizioni e di norme che permettano la gestione della costruzione di questa transizione energetica. Uno dei casi ad esempio è l'agrivoltaico, che ha dei limiti che sono sostanzialmente dovuti al fatto che l'agrivoltaico è stato pensato prima di tutto come integrazione al reddito dell'agricoltore. Uno degli aspetti di quella che abbiamo visto essere una speculazione energetica sta non tanto e non solo nella forza dello speculatore, ma anche nella debolezza dell'agricoltura. Il fatto che i terreni da noi costino così poco chiaramente è un invito per un acquisto massiccio e per la realizzazione di altre cose che sono una trasformazione industriale del paesaggio sardo. Invece permettere comunque a un agricoltore con una percentuale minima, 2 o 5% del lotto,
integrazione al reddito dell'azienda pensiamo che sia una cosa che possa portare un vantaggio, diciamo, per l'agricoltore che installa per la conduzione dell'azienda, per continuare a essere agricoltore piuttosto che alienare il terreno e lasciare che al posto dell'azienda nasca qualcos'altro. Inoltre, sapete anche, c'è un articolo piuttosto discusso, l'articolo 3. L'articolo 3 è composto da 2 parti. La seconda parte è una parte dedicata al fine vita degli impianti, a un sistema di fideiussioni che fa sì che quando gli impianti vengano smantellati, se questo non viene fatto all'azienda, possa essere fatto dalla mano pubblica. Quindi è una garanzia sul fatto che il paesaggio manterrà la sua sistemazione attuale e che venga tutelato. Invece la prima parte dell'articolo 3 è una parte di flessibilità. Noi sappiamo che il tema energetico è un tema che sostanzialmente si evolverà tantissimo nel tempo, perché è legato agli stili di vita delle persone più o meno energivori a seconda degli strumenti che vengono impiegati, del modo in cui si evolve la vita, ed è un tema anche legato alle tecnologie. E quindi abbiamo pensato che fosse possibile, attraverso un sistema controllato di filtri, diciamo così, prima un ragionamento interno alle amministrazioni comunali, poi e ai cittadini con un dibattito pubblico finale e poi un'intesa con la Regione, permettere in casi molto particolari di costruire impianti in zone che sono non idonee, ma sostanzialmente sono non idonee in termini astratti, ma è possibile comunque la costruzione di alcuni impianti molto particolari facendo tutta una serie di attenzioni. Un esempio che si può fare è se noi abbiamo una zona in cui si può costruire l'impianto a una certa distanza da un bene archeologico e in mezzo ad esempio c'è un bosco, per cui non c'è un'interazione visuale e non ci sono neanche altri tipi di interazione che possono in qualche modo portare un documento al bene culturale, allora in quel caso è possibile chiedere, argomentandola molto bene, argomentando anche il beneficio che ci può essere per la comunità di riferimento, per le comunità nel caso che ci siano diversi comuni interessati, è possibile chiedere alla Regione l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto. Questo però deve passare attraverso un vaglio molto stretto e una procedura che è assolutamente una procedura ordinaria. L'ultima parte della legge, che ha sempre a che fare con questo sistema sostanzialmente di controllo del territorio, è l'abrogazione della norma che stabiliva che le aree ad uso civico sono sempre idonee, che era una norma che era stata portata avanti all'amministrazione precedente, e invece riportiamo le aree ad uso civico alla loro non idoneità, che è quella che anche deriva dal testo unico dei beni culturali, qualora ci fosse da parte delle comunità un accordo generale su un uso particolare le aree ad uso civico, potranno utilizzare eventualmente il famoso articolo 3, e quindi con la procedura di intesa con la Regione, per fare dei ragionamenti che però vadano a vantaggio prima di tutto della comunità. Quindi questo è sostanzialmente il meccanismo che tiene in piedi la legge. Noi pensiamo che sia un meccanismo che connette un atteggiamento generale di tutela del territorio con la possibilità di realizzare effettivamente la transizione energetica. C'è un punto che vorrei sottolineare. Non credo che sia interessante pensare ai vincoli come tali o alla tutela semplicemente e solo per il fine della tutela. La cosa importante, credo, di una norma che evita una trasformazione in una sola direzione del paesaggio del territorio sardo, credo che la cosa importante sia quella che noi su quel territorio e su quel paesaggio possiamo continuare a progettare, a sviluppare altre attività. È una legge che lascia spazio quindi all'agricoltura, che lascia spazio al turismo, che lascia spazio alle attività culturali e che sostanzialmente impedisce che il territorio e la Sardegna e il suo paesaggio diventino una specie di monocultura di tipo industriale e invece mantiene una molteplicità che è importante per lo sviluppo di una comunità e delle popolazioni della Sardegna. Grazie. Grazie Assessore Spanedda. Il tema, come si è compreso, è abbastanza complesso, quindi complesso era l'approccio che andava utilizzato per disciplinare tutta questa materia.
Ora passo volentieri la parola all'ingegner Codunesu. Fernando Codunesu è un fisico ingegnere, si occupa di ambiente e di sviluppo sostenibile ed è il curatore di uno splendido volume che spero di poter presentare a Nuoro a breve, nel quale viene espresso un concetto fondamentale che poi è stato uno dei cardini anche della legge, che è il principio dell'autogoverno. Vorrei che ne parlasse direttamente lui. Prego Fernando. Allora, grazie intanto per l'invito e sono contento di essere qui proprio in questa occasione e anche di un po' di sviluppare questo che è stato il tema assegnatomi da Sebastian, perché dice Sebastian che dovrei parlare di energie rinnovabili tra fake news e scienza, e allora cerchiamo di farlo. E per farlo permettetemi insomma di partire da lontano. Ora tutti quanti ricorderete quel passaggio famoso dei Promessi Sposi in cui Don Abbondio incontra i due bravi, ma prima però di incontrare i due bravi effettivamente si interrogava su chi fosse Carneade. Ecco, a me è capitato a 22 anni, giovane studente di fisica, di imbattermi in un grafico che era il grafico di Keeling. E uno dirà, chi è Keeling? È esattamente un tipo Carneade, possiamo dire. E no, qualcosa di più importante. E a 22 anni mai poi mai avrei immaginato che quel grafico poi avrebbe costituito una parte fondamentale del mio impegno, che è un impegno sicuramente di natura culturale, un impegno di natura politica, un impegno che ho portato avanti come ricercatore, come progettista, come imprenditore e così di seguito, soprattutto concentrato sul tema dell'energia. E quando si parla di energia, lo voglio proprio esprimere qui, in questo contesto, il concetto è semplice, badate che parlare di energia vuol dire parlare di politica, della grande politica, ed è un problema che deve essere affrontato da diversi punti di vista concomitanti. C'è appunto il punto di vista politico, ma c'è il punto di vista tecnico-scientifico, c'è il punto di vista economico legato soprattutto alla tematica dell'occupazione, c'è il punto di vista giuridico-costituzionale e infine, che è questo che poi va veramente a corroborare il concetto più generale di autogoverno, c'è il punto di vista delle risorse economico-finanziarie, dove le si trova, con quali modalità e così di seguito. Quindi è con piacere che ne parlo oggi, e ne parlo oggi, guarda caso, invitato ad un convegno in cui finalmente è stata approvata questa legge. Ora, siccome la legge è stata comunque presentata dall'assessore, io non mi soffermo su questa, però ritorno a quel famoso passaggio. Da un lato c'era Carneade, dall'altro lato c'erano i due bravi. E i due bravi che cosa dicevano a Don Abbondio? Questo matrimonio non sa da fare. Ecco, facciamo ancora un passo indietro. Il ragionamento che voglio fare con voi riguarda il tema della transizione ecologica, di cui la transizione energetica è una componente. È una componente. Non è la transizione energetica che diventa fondamentale. Noi in Sardegna dobbiamo portare avanti l'obiettivo di raggiungere la transizione ecologica. E allora il discorso è: la vogliamo fare oppure no? Oppure dobbiamo dar ragione ai famosi due bravi? No. Io sono convinto invece che noi la transizione ecologica la dobbiamo portare avanti, e per portarla avanti dobbiamo sviluppare la transizione energetica. La semplifico così: è un treno in corsa che dobbiamo assolutamente prendere al volo, perché se non lo prendiamo ritorniamo con le carrozze a cavalli. Non c'è alternativa, badate, questa è esattamente la scelta che dobbiamo fare. Le fake news, ce n'è a iosa di ogni tipo sull'energia rinnovabile. Per esempio, di che cosa abbiamo bisogno in termini di energia? Quanto dovremmo produrre? E allora, siccome a me interessa guardare i tempi lunghi, quelli che riguardano 2030 sono domani, 2040 è dopodomani, ma diciamo 2050, vogliamo darci l'obiettivo di raggiungere la transizione ecologica in Sardegna in quel periodo?
Bene, allora è semplice, lo si raggiunge solo ed esclusivamente, e ripeto, solo ed esclusivamente con l'uso di energie rinnovabili. E spiego perché. Se si ragiona sul gas, alcuni dati tanto li abbiamo forse visti, magari li abbiamo dimenticati. Ragioniamo cosa è successo nell'ultimo trimestre del 2022, 2 anni fa, non nel secolo scorso. Siccome il gas comunque è gestito soprattutto in quello che si chiama TTF ad Amsterdam, che sta per Title Transfer Facility, sostanzialmente la borsa del gas. E la borsa del gas è gestita da tutta una serie di operatori, certo che c'è Gazprom, ma ci sono anche tantissimi soggetti italiani che lì hanno fatto tanta di quella speculazione, per cui vi ricordo che in quell'ultimo trimestre del 2022, cioè 2 anni fa, il prezzo dell'energia prodotta da gas aveva condotto ad un PUN, che sta per prezzo unico nazionale dell'energia, che poi pagavamo, pari al massimo a 870 euro. 870 euro a megawattora, con prezzo medio comunque nel trimestre di 540 euro a megawattora. Il prezzo medio dell'energia del megawattora prodotto da rinnovabili, soprattutto con i grandi impianti, è fra i 50 e i 60 euro a megawattora. Il prezzo medio dell'energia prodotto da rinnovabili su piccoli impianti, è intorno ai 150-170 euro a megawattora, sempre molto di meno di quello del gas. Poi certo abbiamo visto tutti che cosa è successo, la guerra, tutto quello che si vuole, ma la speculazione sul gas era iniziata nel 2021, da prima che ci fosse l'invasione dell'Ucraina, ben da prima, con questi meccanismi che sono meccanismi speculativi. E vi faccio ancora un passo indietro. Nel 2008, nella borsa, diciamo così, delle materie prime, parlo del petrolio, di New York, diciamo che ci fu una speculazione di questo tipo. Siccome si ragionava soprattutto sui futures, cioè sul prezzo che doveva avere il prezzo il valore del barile di petrolio nel corso del tempo, si era arrivati a scambiare 100 barili teorici, quindi speculativi, di future, di fronte ad un unico barile effettivo, fisico. La stessa cosa è successa appunto in quel famoso trimestre del 2022, e poi ci hanno raccontato un sacco di fake news sul perché quel prezzo fosse così e non in altro modo. D'altronde oggi il prezzo del gas, comunque sia, non lo gestiremmo noi in nessun tipo di situazione. Ecco perché io ho sempre detto no, ma non da oggi, a quel disastro possibile e concreto che ci sarebbe se avessimo il gasdotto che attraversa la Sardegna. Sono contrarissimo al gasdotto, contrarissimo, perché forse l'avrei giustificato 50 anni fa, quando ovviamente si stavano costruendo i poli industriali, andava bene, ma sfortunatamente allora non l'abbiamo avuto oggi, fino ad oggi, guai a farlo nei prossimi anni. Sarebbe veramente una iattura. Quindi niente gas, per favore, perché il gas ci fa finire appunto alla canna del gas. Secondo, ragioniamo sull'idrogeno, e sull'idrogeno si raccontano tante di quelle fesserie, lette ovviamente sul nostro principale quotidiano, con uno degli articolisti di punta che conosco da quando aveva i pantaloncini corti, che però naturalmente di idrogeno non sa assolutamente nulla. Vogliamo dire che si può produrre energia elettrica da idrogeno? Certo che si può, ma con quale idrogeno? L'idrogeno verde. Benissimo, altrimenti parliamo degli altri 2 tipi di idrogeno, grigio e blu, ma lasciamo stare. Idrogeno verde. Come vogliamo far arrivare l'idrogeno verde in Sardegna? Lo dobbiamo produrre. Per produrlo allora abbiamo bisogno degli elettrolizzatori. La tecnologia attuale degli elettrolizzatori ha un rendimento del 60%. Quando ragioniamo su una centrale termoelettrica avanzata, diciamo che ragioniamo comunque su un rendimento equivalente. Rendimento equivalente quando abbiamo anche la cogenerazione, altrimenti sarebbe anche meno. Ma se io creo idrogeno dagli elettrolizzatori e poi ci metto
diciamo così, una centrale elettrica che deve prendere l'idrogeno come combustibile, ottengo una macchina elettrica costituita da questi due apparati, il cui rendimento è la moltiplicazione dei rendimenti. E a casa mia 60 per 60, meglio 60% per 60% fa 36%. E allora otteniamo una roba che da un punto di vista termodinamico ci riporta indietro. Quindi chi racconta che con l'idrogeno facciamo tutto, peraltro raccontando come se l'idrogeno si trovasse negli scaffali dei supermercati, dico, è veramente una grandissima fesseria. Quindi queste sono le fake news, che nascondono evidentemente altri interessi, oppure vuol dire nascondono semplicemente l'ignoranza. Vabbè, molto meglio l'ignoranza della malafede, ma se uno è ignorante si documenta, oppure fa parlare chi ne capisce qualcosa di più, almeno qualcosina. Poi tralascio, diciamo così, le altre cose. Veniamo ai dati. Perché dico che dobbiamo guardare lontano? E dico una cosa molto semplice, approfitto del fatto che qui c'è la nostra Presidente. Quindi, allora, ragioniamo in termini di transizione ecologica. Vuol dire una cosa molto semplice. Dobbiamo ipotizzare di avere una Sardegna totalmente green, totalmente verde, dove tutti i tipi di produzione che abbiamo in Sardegna, dal settore primario al settore dei servizi, siano alimentate da fonti rinnovabili. Tutti, nessuno escluso, compresa la mobilità. Vogliamo ragionare di mobilità? Anche qui, guai a sentire le sciocchezze sulle macchine con l'idrogeno, perché veramente non se ne può più di queste corbellerie. L'idrogeno va bene soprattutto su lunghi percorsi, magari va bene sui treni, va bene sui grandi camion, eccetera. Ma pensare di mandare queste macchine ad idrogeno, il parco macchine che abbiamo noi oggi, che più o meno 1.100.000 auto abbiamo in Sardegna, abbastanza vecchiotte, quello che volete, però si tratta di questo. Oggi l'unica cosa che noi possiamo ipotizzare, perché le tecnologie ci sono già, è l'elettrificazione. Ma se penso all'elettrificazione di questo parco auto, badate che c'è bisogno più o meno di 1,5 terawattora di energia. Se penso alla elettrificazione, o meglio l'uso dell'energia elettrica per il soddisfacimento di tutti i bisogni di tipo termico che abbiamo, dobbiamo mettere in conto altri 2,5 terawattora, 3 terawattora di energia. Noi abbiamo più o meno consumi assodati intorno ai 9 terawattora, badate che arriviamo più o meno, la Sardegna totalmente verde la possiamo avere poi 14-15 terawattora. E questa non è matematica superiore, è proprio aritmetica, la si fa con 10-11 gigawatt, 10-11 gigawatt di energia rinnovabile. Allora il discorso è, lo vogliamo fare o no? E come lo vogliamo fare? Io parlo di queste cose da molto, molto tempo e sotto il profilo politico, torniamo quindi alla politica, ho moltissime volte espresso il concetto dell'autogoverno dell'energia. L'autogoverno dell'energia con quella precisazione che era il quarto punto, ovvero delle risorse economico-finanziarie che ci servono per portare avanti questo programma. Il concetto di autogoverno in Sardegna, badate che viene da lontano, viene da Gio Maria Angioi, ci sono almeno 2 secoli di storia politica della Sardegna che vanno in questa direzione. L'amico Andrea Pubusa su queste cose ha scritto 4 libri ultimamente. E lui dice sempre sì, è stato un grande sentimento che ha caratterizzato la nostra storia politica. A lui più volte ho detto bene, il sentimento si deve trasformare in idea, l'idea si deve trasformare in progetto, perché è questo che a noi serve. E lo possiamo fare in tanti modi, ma sicuramente con una componente che è la componente relativa alle comunità energetiche. Le comunità energetiche andavano fatte, vanno fatte ora, però anche qui le comunità energetiche non sorgono da sole. Bene ha fatto la Giunta a stanziare questi fondi, e sono tantissimi fondi, veramente tanti. Il problema però qui, ve lo dico anche da ex amministratore, è che è un problema di competenze.
Badate che non si può pensare che i nostri comuni, ma neanche delle città più grandi, siano poi in grado di guidare un processo di questo tipo. Questo è uno dei processi possibili dell'autogoverno. L'energia è quello che dobbiamo cogliere al volo e si può fare sicuramente con questa componente delle comunità energetiche, ma le comunità energetiche, sapete benissimo, sono basate sul principio giusto, non solo politicamente, anche filosoficamente, socialmente, cioè dell'autoproduzione, il che vuol dire produco per me, produco per i miei bisogni, non per altro. E invece io dico però, le comunità energetiche non bastano, proprio perché i valori in gioco sono quelli di cui parlavo prima. Noi abbiamo bisogno anche di fare grandi impianti, perché senza grandi impianti quei valori lì non li vediamo né oggi, né domani, né dopodomani. E come li facciamo i grandi impianti? Ecco qui l'obiettivo della società energetica sarda, di cui sono un fautore da almeno 20 anni, avendo anche fondato nella mia vita l'unica multi-utility che c'era in Sardegna, nata nel 2000. Comunque, perché dico questo? E parlo di società energetica sarda, proprio incentrata su una multi-utility, che vuol dire energia elettrica, vuol dire, se volete, gas anche fuori dalla Sardegna, vuol dire sicuramente il ciclo dell'acqua e chi più ne ha più ne metta. L'esempio sono le grandi multi-utility che abbiamo già in Italia e che funzionano, parlo di A2A, parlo di Acea, e però noi dobbiamo essere capaci, proprio perché sviluppiamo il concetto dell'autogoverno, di caratterizzare questa nostra, spero auspicata ma possibile, da vedere quanto il prima possibile, società energetica sarda come una società per azioni con un larghissimo anche azionariato popolare. Questo è fondamentale e io vedo i grandi impianti costruiti da questa società che vedono appunto la partecipazione di tantissimi concittadini e tantissimi sardi che diventano protagonisti della transizione, perché o noi diventiamo protagonisti, altrimenti la transizione non si fa e continuerà a succedere che altri penseranno di invadere la Sardegna, perché di questo si trattava e meno male lo stop da questo punto di vista c'è stato, quando io invece dico no, aspettate, lo possiamo fare noi. E anche quando si parla di soldi, ragioniamo sui soldi, anche questo credo che sia utile ragionarne proprio insieme. Guardate che fare 1 megawatt di impianto in un grande impianto, grande per me vuol dire non 10 megawatt, vuol dire 50, vuol dire 100 megawatt, giusto per capire l'ordine di grandezza, vuol dire spendere 600-650 mila euro. Se devo fare l'equivalente di 1 megawatt con tanti piccoli impianti, vuol dire che devo spendere più o meno 2 milioni di euro, se mi va bene, anche di più. Allora, siccome il bisogno è quello degli 11 gigawatt, ho moltiplicate per 2, però è un'approssimazione per difetto, quindi dovremo pensare a 22 miliardi, oppure semplicemente moltiplicate per 0,6 e vedete che la cifra diventa molto più abbordabile. Ed è talmente abbordabile, poi chiudo se sto facendo troppo lungo, che si può pensare veramente di realizzare tutto in Sardegna, soprattutto a partire da noi. Io non escludo la collaborazione con altre società, ma chi guida il processo deve essere la Sardegna e deve essere, se vogliamo, la regione, devono essere le istituzioni, però le istituzioni devono fare un patto con le imprese e un patto con la cittadinanza, perché in questo modo si trasforma la transizione ecologica ed energetica in una vero e proprio processo generale di tipo imprenditoriale, di tipo sociale, di tipo partecipativo, che ci può dare veramente i risultati di cui abbiamo bisogno. Questi valori, badate, quando anche questi impianti, quando li fanno le multinazionali, non è che se l'impianto costa 100 mettono 100 sul tavolo, mettono 20, perché in questi impianti il moltiplicatore è di 1 a 5, il che vuol dire che se devo spendere in totale 6 miliardi, per dire, o 7 miliardi, a casa mia 2 per 7 fa 14, quindi dovremmo mettere sul tavolo 1 miliardo e 400 milioni. Ora, la somma che ha messo a disposizione la Regione è tantissima,
tantissima per le comunità energetiche. Badate che attivando questo processo virtuoso in collaborazione con tutte le imprese e soprattutto coinvolgendo la cittadinanza, noi facciamo la storia. E aggiungo anche un elemento, giusto perché c'è lei, Presidente. Lei, insomma, diciamo, è al primo anno. Secondo me ha l'occasione di poter governare la Regione Sardegna per 10 anni, perché questo stabilisce la legge. Allora, siccome ragioniamo di 10 anni come prospettiva, può lasciare veramente un segno abbracciando la prospettiva della transizione ecologica ed energetica. Quindi noi siamo qui per dare anche una mano, ma per favore lo faccia. Grazie. Grazie all'ingegner Codonesio anche per la passione che sempre pone nei suoi interventi. Ora passiamo all'ultimo degli interventi programmati, che è del dottor Giuliano Sanna, che è un libero professionista, un agronomo, innanzitutto un dottore agronomo, presidente regionale dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali e membro della Commissione Nazionale Tariffe e Studi di Settore del CONAF. Naturalmente al dottor Sanna chiediamo qual è l'impatto di questa legislazione sulle attività agricole e sull'agricoltura. In generale un po' il tema è stato sfiorato. Prego. Sì, grazie Sebastian, un cordiale saluto a tutti quanti. Sì, diciamo che insomma, il tema si riallaccia un pochino all'ultimo intervento dell'ingegner Codonesio, no? Nel senso che probabilmente si deve avere già l'ambizione di andare oltre il 2030 e di guardare a quello che poi è l'obiettivo del 2050, cioè quello di arrivare alle emissioni zero sostanzialmente. Probabilmente in Sardegna vi sono tutte le condizioni perché questa transizione ecologica prima ed energetica poi possa essere attuata. E naturalmente uno sforzo in qualche modo, una partecipazione attiva è richiesta anche al settore dell'agricoltura. Uno dei cardini, insomma, diciamo così, delle normative di settore, anche già del decreto del 199 del 2021, inseriva il concetto proprio di agrivoltaico, proprio perché per la realizzazione o per la produzione, insomma, di tutta questa energia rinnovabile che ci serve per effettuare questa transizione, evidentemente non può essere fatta nelle aree idonee, così come individuate per legge, quindi le cave dismesse, le aree industriali, le aree di bonifica, eccetera, eccetera, ma bisognerà uscire anche da quest'area. In parte ci sono già diverse domande che giacciono in regione, questo lo si sa, no? Di impianti di questo tipo che vanno a interessare le aree agricole, perché dal 2021 in poi, con l'introduzione di questa tipologia di impianti e con in qualche modo i dettami tecnici anche su questa tipologia di impianti, si è proceduto appunto in questo senso. E qui naturalmente sorge come dire, i primi impatti, perché comunque si tratta quasi sempre di impianti che anche visivamente, i pochi che esistono in Sardegna, riusciamo subito da un equivoco. In Sardegna io avrei detto prima di ieri che non esiste nessun impianto agrivoltaico attivo, non esiste nessun impianto agrivoltaico nel senso di agrivoltaico, esistono. Poi un amico mi ha detto che in realtà ce n'è uno che opera, di piccole dimensioni, che opera a Milis ed è integrato ad un agrumetto. L'ho scoperto ieri però, se no avrei detto una baggianata. Gli impianti, badate bene, perché la cosa che spaventa, che ci può spaventare, è che gli impianti che voi vedete al Sologo, al bivio di Siniscola, al bivio della Fina, non sono impianti agrivoltaici. Non sono impianti agrivoltaici. Se mentalmente riusciamo a uscire da questo equivoco, vi spiego cos'è un impianto agrivoltaico. Allora, quelli sono impianti fotovoltaici a terra, che sono una cosa diversa. Sono quelli che potranno sorgere nelle aree idonee e quindi nelle aree industriali dismesse, nelle cave abbandonate, eccetera, eccetera, sono le cose che
che c'è scritto nella norma, che richiama la norma sulle aree idonee. L'impianto agrivoltaico, e non esiste neanche uno, per andare a vedere dovete andare in Puglia, in Sicilia, i primi in realtà sono stati fatti al nord, mi pare sulla Valle del Po, eccetera, sono molto pochi a livello nazionale, esistono diversi impianti di piccole dimensioni che hanno caratteri sperimentali e di ricerca, magari finanziati da università, finanziati anche da come dire, colossi dell'energia, diciamo così, che chiaramente tendono a cercare anche risposte dal punto di vista tecnico e produttivo, perché la norma dice si tratta di una consociazione, questo è un termine agronomico. Cos'è una consociazione agronomicamente? È l'interazione tra due coltivazioni diverse. Un tempo si utilizzava la vite con l'ulivo, è una consociazione tra produzione energetica e produzione agricola. La legge dice perché un impianto venga e possa essere definito agrivoltaico deve avere dei requisiti. I requisiti sono, primo, che abbia la maggior capacità possibile di captazione dell'energia solare e quindi quasi sempre si tratta di impianti cosiddetti a inseguimento, cioè sono dei pannelli che inseguono, come i girasoli, la stessa cosa. Devono consentire la continuità e lo svolgimento dell'attività agricola. Quindi qui va sfatato un'altra questione, naturalmente la questione del consumo del suolo. No, la legge, la norma sugli agrivoltaici dice che il suolo deve essere coltivato, quindi io non lo sottraggo, se non per la larghezza del tracker, io non sottraggo quell'impianto alla coltivazione, perché tra un tracker e l'altro deve per legge svolgersi, lo dice anche la norma a un certo punto dice se si verifica se viene verificato che per 2 anni consecutivi non si hanno produzioni, il terreno viene incolto, viene revocata l'autorizzazione e incassata la polizza fideiussoria. L'altra questione è che sono attuati dei sistemi di monitoraggio, perché l'impianto possa essere considerato agrivoltaico, dei sistemi di monitoraggio che monitorano l'ambiente microclimatico, monitorano le caratteristiche del suolo, la conservazione della fertilità del suolo, insomma tutta una serie di parametri piuttosto restrittivi. L'altra questione sono aspetti di carattere tecnico. La norma nazionale dice che intanto sulla superficie totale di un impianto, la coltura agricola deve essere sempre superiore al 70% della superficie. Quando parliamo di superficie totale di un impianto parliamo del complesso dell'impianto, comprese le strade di servizio, comprese le cabine per gli inverter e quant'altro. Dice anche che i tracker, evidentemente, i pannelli devono avere una certa altezza. Quindi già dall'altezza dei tracker ci rendiamo conto che gli impianti che noi vediamo in giro per la Sardegna non sono impianti agrivoltaici perché hanno tutti i tracker che sono sostanzialmente troppo bassi. L'impianto agrivoltaico prevede che il tracker debba essere alto minimo 2,10 metri. 2,10 metri dove si misura? Si misura a massima inclinazione del pannello, cioè quando il pannello è alla sua massima inclinazione dalla parte bassa del pannello al suolo devono esserci 2,10 metri. Questo dice la norma regionale, perché in realtà la norma nazionale parla di 1,30 metri per le attività zootecniche e 2,10 metri per le attività di coltivazione. Quindi da questo punto di vista la norma regionale ha introdotto una clausola, diciamo così, che è più restrittiva. Oltre ad aver introdotto la soggettività di chi deve essere il soggetto proponente, che deve essere un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale, oltre insomma ad altre questioni legate all'analisi dei redditi, alle relazioni di accompagnamento e quant'altro. Io avrei voluto in realtà iniziare a parlare un pochino anche descrivendo quella che è la realtà del settore agricolo a livello regionale, perché credo che sia interessante da inquadrare in prospettiva anche di quello che può essere la risposta del settore a questa tipologia di impianti. Cioè, nel senso che
La norma tende a vedere, ha previsto diciamo, questa tipologia di intervento come un intervento di tipo diretto e spontaneo da parte dell'imprenditore agricolo che in qualche modo va ad integrare il proprio reddito, a diversificare la propria produzione, pur non rinunciando alla produzione agricola e andando in qualche modo a effettuare questa tipologia di impianti. Ora, la struttura del settore agricolo in Sardegna è una fotografia che non è una fotografia esattamente idilliaca. È una fotografia che risente sicuramente di uno spopolamento generalizzato, soprattutto dalle aree interne, e uno spopolamento che in agricoltura si vede ancora di più, è più che proporzionale rispetto allo spopolamento in senso diciamo, che vediamo nella società civile. Perché lo sappiamo, perché abbiamo dei decrementi demografici dovuti a minori nascite, dovuti a una popolazione sempre più anziana. I nostri giovani, quando arrivano ad età lavorativa, la maggior parte diciamo, non si dedicano più all'agricoltura come si faceva prima, cioè la percentuale dei giovani che continuano l'attività agricola in azienda si è ridotta tantissimo, no? Giustamente, perché chiaramente si cerca, come dire, anche strade diverse, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo avuto negli ultimi 10 anni, i riferimenti che faccio sono all'ultimo censimento Istat, il 7º, che fa riferimento ai dati del 2020, e noi abbiamo avuto una riduzione di oltre il 20% delle imprese agricole. Le nostre imprese agricole si sono ridotte da 60.000, che erano censite nel 2010, a 47.000. Okay? Diciamo che è interessata dall'agricoltura in senso lato grosso modo il 60% della superficie totale della Sardegna. La superficie della Sardegna, diamo un dato che poi ci serve dopo per renderci conto anche di quello che può essere l'impegno effettivo che l'agricoltura deve dare a questa transizione, che può dare. Dicevo, sono 2.409.000 ettari, un ettaro sono 10.000 metri quadrati, per intenderci grosso modo un campo da calcio comprese le tribune, ecco, diciamo così, una superficie di questo genere. Dicevo, di questi circa il 60% sono impegnati in attività agricole, ma soltanto la metà, quindi il 50%, sono in realtà superficie agricola utilizzata. E qui viene il bello, quando noi diciamo superficie agricola utilizzata, uno dice utilizzata vuol dire che è utilizzata, cioè tutte le mattine noi andiamo, prendiamo questi 1250 ettari, 1200 ettari, li ariamo, li seminiamo, no, non è esattamente così, è superficie agricola utilizzata ai fini statistici. Ma cosa rientra nella SAU cosiddetta? Nel caso delle aziende zootecniche, che sono oltre la metà delle aziende agricole sarde, rientrano anche i pascoli, i prati pascoli, seminativi da foraggiare, ma soprattutto pascoli e prati pascoli, che in realtà è utilizzata dal bestiame in maniera molto estensiva, no? Questa è la struttura della nostra agricoltura, un'agricoltura appunto di tipo estensivo, tant'è che abbiamo la terza SAU d'Italia, dopo Sicilia e Puglia, però abbiamo un terzo delle aziende siciliane e un quarto delle aziende pugliesi. Quindi abbiamo la dimensione sostanzialmente delle aziende come dimensione media, che è la più alta d'Italia. Cioè abbiamo aziende grandissime alle quali non corrisponde una redditività altrettanto grande, e questo dà carattere appunto della definizione di agricoltura estensiva, e questa è la caratteristica, diciamo, del nostro sistema agricolo. Non vi tedio con le donne, la percentuale, il 23% dei capi azienda sono donne, un quarto, diciamo così, però abbiamo un dato che è sconcertante, che il 45% dei capi azienda al 2020, 47,5% aveva più di 60 anni, addirittura ancora il 17,5% più di 75 anni. Quindi questo, io che faccio professione, che mi occupo dei primi insediamenti in agricoltura, mi occupo anche di queste misure, dico che i bandi ci sono, cioè questo tipo di attività vengono svolte e sono sempre state svolte, cioè all'interno dei PSR questa è una misura sacrosanta che viene sempre portata avanti. Purtroppo non basta più, io penso che avremo sempre meno utenti anche in riferimento a misure di questo tipo, che servono appunto per avvicinare i giovani all'agricoltura.
L'altro dato che è interessante, e poi chiudo sull'analisi per arrivare poi alle conclusioni, è che da uno studio si è rilevato che nel biennio 2018-2020 soltanto l'11% delle aziende in Sardegna ha investito in innovazione. Poi dobbiamo vedere cosa è l'innovazione, magari dentro c'è anche il trattore nuovo, non faccio per dire. Però c'è da dire una cosa, le aziende sarde hanno e fanno un buon uso, sono buone produttrici di fonti rinnovabili, diciamo sopra la media nazionale. Questo dato, diciamo, mentre la media nazionale alle rinnovabili le aziende agricole concorrono in misura pari al 10%, in Sardegna superiamo leggermente questo dato. Questo è dovuto insomma alle varie misure che hanno finanziato appunto i pannelli fotovoltaici e quant'altro, che erano però tutti quanti dimensionati generalmente sull'autoconsumo aziendale. Quindi in base ai consumi dell'azienda venivano appunto progettati e poi finanziati questa serie di interventi. Dicevo, l'11% soltanto delle aziende in quel biennio ha investito in innovazione contro i dati di Piemonte, per esempio, e Lombardia, in cui si arrivava quasi al 25%, cioè 1 su 4. Qual è quindi la fotografia, diciamo così, che diamo? È sicuramente un'agricoltura molto estensiva, quindi con bassissimi investimenti di capitale per unità di superficie, quindi aziende poco strutturate che sfruttano soprattutto grandi superfici per il pascolamento, la conduzione del bestiame al pascolo, che sotto un certo punto di vista presidiano il territorio comunque, perché sono molto spesso anche zone molto marginali per le attività agricole e quant'altro. Quindi diciamo è la caratteristica un po' delle nostre aziende agropastorali. L'altra caratteristica che voglio evidenziarvi è l'età molto avanzata dei conduttori. Ecco, io sto facendo queste considerazioni in prospettiva della considerazione finale. E poi la bassa propensione agli investimenti. Ora, abbiamo una classe agricola che è pronta ad affrontare la sfida della transizione in termini di investimenti, in termini di... oppure occorre fare una riflessione da questo punto di vista? La lascio qui perché non spetta a me evidentemente fare questo tipo di considerazioni. L'altra considerazione, voglio andare velocemente all'analisi della norma. Io credo che la norma sia una buona norma, cioè nel senso che intanto ha stabilito dei pali, ha messo, come dire, ci ha messo al riparo da alcune situazioni. Tuttavia credo che vada monitorata in fase di esecuzione, cioè bisogna essere bravi a rendersi conto se non sia troppo restrittiva sotto certi aspetti. Mi riferisco soprattutto per esempio all'ambito dell'agrivoltaico, perché era una domanda che avrei voluto porre all'assessore, anche se non dovrei porre domande da qui, ed era quella relativa al 2% della superficie massima che può essere impiegata relativamente ad un'azienda, considerando soltanto la superficie dell'azienda che ricade in area idonea. La legge ammette la realizzazione massima di impianti di media taglia, questo va detto, cioè oltre i 10 mega per azienda non si può andare, quindi impianti di grandissima taglia non sono comunque consentiti da questa norma. Il 2%, 10 mega occupano, l'ingegnere, più o meno 10 ettari facciamo, dai, così per... Il 2% sarebbero, per fare 10 mega occorrerebbe un'azienda di 500 ettari. Questo è... Sicuramente evidentemente c'è una ratio, no? In questo, che sarà quella di diffondere quanto più possibile gli impianti eccetera eccetera. Però ripeto, la legge secondo me va monitorata perché potrebbero esserci anche altri sistemi per valutare la dimensione di un impianto che potrebbero essere la PLV aziendale, cioè la redditività aziendale o potenziale, insomma in base all'ordinamento culturale, al numero di capi di bestiame eccetera. Perché a volte... Anzi, in agricoltura quasi sempre la sola dimensione fisica in realtà non basta a rendere conto della potenzialità produttiva dell'azienda. Chiudo con una considerazione che mi
mi preme molto ed è quella degli usi civici. Io appena ci siamo seduti ho chiesto all'assessore, ma ho interpretato bene la norma, cioè è stato cassato l'articolo 17 bis della 1294 e va bene, che era quello del mutamento di destinazione d'uso per la realizzazione di fonti energetiche alternative. Sto parlando degli usi civici, scusate se ogni tanto mi giro, ma gli usi civici sono una forma molto particolare che è presente in Sardegna, interessa oltre 300 ettari di territorio, quindi stiamo parlando del 12,6% circa di quel milione e rotti, di quei 2 milioni eccetera di superficie territoriale complessiva, e soprattutto interessano oltre il 90% dei comuni della Sardegna, 347 sui 377 comuni sardi. Ed è molto interessante il fatto che alcune porzioni anche di questi terreni che non sono di proprietà del comune, nonostante spesso li chiamiamo giucomunale, no? In realtà il comune è soltanto l'ente che custodisce, in qualche modo ne coordina la gestione, a cui è demandata, diciamo, la gestione. In realtà sono di proprietà della Cives, cioè di tutti i cittadini di quel comune. E quindi qualunque cosa si fa sugli usi civici deve avere una ripercussione direttamente positiva sulla popolazione. E la comunità energetica, una comunità energetica sicuramente può essere una di quelle attività che può essere svolta all'interno degli usi civici. Questo, diciamo, noi come tecnici, io personalmente che ho avuto modo di curare 2 piani di valorizzazione di recente, l'ho inserito infatti tra gli obiettivi proprio, tra le attività che possono essere svolte all'interno dell'uso civico. Questo ritengo sia stata sicuramente una buona intuizione. Niente, per chiudere, vi dicevo prima, l'agricoltura dà già il suo piccolo contributo, come vi ho detto, alla produzione di fonti rinnovabili. Credo che sia pronta, molto è ancora in fase di sperimentazione, soprattutto le rese culturali. Ci sono aspetti molto positivi, per esempio, che incoraggiano in questa direzione, cioè come gli effetti positivi sull'ombreggiamento, soprattutto alle nostre latitudini, dove l'evapotraspirazione è molto alta e molto spesso diventa vero fattore limitante per le coltivazioni. Quindi chiaramente c'è certamente da investigare ancora, però su molti aspetti si è già pronti, perché vi sono già comunque delle esperienze che stanno dando dei risultati positivi, scusatemi. Quindi insomma non credo di dover aggiungere nient'altro. Ok, grazie per l'invito. Grazie Giulia Rossanna e grazie anche perché ha portato il punto di vista di un settore che, diciamo, nelle discussioni di questi mesi probabilmente è rimasto un po' ai margini, ma con i dati che derivano dall'esperienza diretta sia della professione che dalla rappresentanza dei professionisti naturalmente danno un taglio più preciso e puntuale sulla questione. Ora, il programma della serata prevede l'intervento diciamo degli amministratori locali, perché il percorso che ha portato alla legge 20 è, come dicevo all'inizio, è stato un percorso partecipato, cioè il frutto di un dialogo con tutti i comuni della Sardegna che ha portato appunto anche alla disciplina puntuale delle aree che ha brillantemente indicato l'assessore Spanetta. Prima di lasciare la parola all'intervento conclusivo della Presidente Alessandra Todde, ricaviamoci comunque, anche se siamo un po' fuori con i tempi, un breve spazio per alcuni interventi, diciamo non più di 5, quindi chi si vuole prenotare ora per 2 minuti, prego. Venga qua, aspetti che tengo io. Due domande. Tengo io. Sì. 2 domande, una all'ingegner Codonesi. Aspetti un attimo. E vorrei chiedergli, tutti siamo per la transizione, però nel suo discorso bellissimo di un esperto dell'energia mancava un dettaglio, cioè il fatto che lo sviluppo tecnologico
E cosa pensa sullo sviluppo del fotovoltaico? Cioè io penso che da qui al 2050 ci sarà un grande sviluppo della ricerca anche sul fotovoltaico a parete, eccetera, eccetera, a vetri, eccetera. Quindi perché distruggere il suolo? La domanda invece del dottor Spanedda è questa, al professor Spanedda. 20 giorni fa ci siamo scontrati in ristorante e gli facevo presente che le aree idonee all'eolico sulle zone E, classi 2, 3 e 4, erano troppe. Lui mi disse, la 2 l'abbiamo tolta, restano la 3 e la 4, adesso avete tolto anche la 3. Tre aree significava quasi il 40% del territorio sardo. Oggi c'è ancora la classe 4 che rappresenta il 12,5% del territorio sardo, quindi secondo me è ancora troppo aperta alle speculazioni. Grazie. Lei chi è, scusi? Perito agrario Mario Peppino Zega. Grazie. Prego. Grazie. Sì, buonasera, Roberto Schirru, rappresento circa 150 fra tecnici, ingegneri, insomma, che lavorano nel settore delle rinnovabili. Facciamo parte di coloro che hanno costruito gli ultimi 20 anni di impianti fotovoltaici e eolici in Sardegna e vorremmo costruirli appunto nel futuro. Io faccio parte delle persone che hanno votato, che hanno sperato tantissimo appunto che lei venisse eletta e ci auspicavamo anche una giunta veramente ecologista. Quello che è mancato però, c'è una certa delusione nei suoi confronti, anche perché lei proviene anche dal settore dell'energia, quindi credevamo che ci fosse un altro approccio, è che qua non si parla mai di riduzione delle emissioni. Nessun assessore, anche il suo assessore che le ha scelto per l'ambiente, che forse doveva fare un'altra cosa, che dal punto di vista della preparazione non è il massimo, e purtroppo non si parla mai che noi dobbiamo scendere di circa 8,5 milioni di tonnellate dalle attuali 15 entro 5 anni. E noi crediamo come tecnici che con questa legge non si potrà fare, questa è la prima cosa. Ma il problema più grave è anche questo: perché voi del campo largo che noi abbiamo votato, ambientalisti, la parte più scientifica di questa regione, vuole portare il metano in Sardegna convertendo 2 termocentrali a carbone che saranno chiuse nel 2028 per produrre energia elettrica? I tecnici, e l'ha anche accennato il Codonesu, non occorre per la transizione energetica l'intermezzo del metano in Sardegna, può servire semplicemente per i settori hard to abate, dove occorrono i 1000 watt, oltre i 1000 gradi, ma non occorre trasformare le 2 termocentrali di Fiume Santo e di Portovesme a gas. E io non capisco mai tutto l'attivismo del suo assessore Emanuele Cani, che ha preso, diciamo, le redini del dibattito sull'ambiente, come mai non appare invece la Laconi, ma si voglia, perché il PD e il Campolago voglia condannare la Sardegna ad altri 20 anni di metano quando possiamo evitare questo intermezzo per la produzione di energia elettrica. Vorrei una risposta su questo, grazie. Grazie. Qualche sindaco, se vuole intervenire. Come? Sì, va bene così? Si sente? Sì, allora semplicemente devo chiedere un chiarimento, cioè non ho sentito parlare di energia idroelettrica. Volevo sapere se questa, scusate allora vorrei appunto sapere questo, se l'energia idroelettrica è qualcosa che ormai non esiste più e non si sa neanche che cos'è, e come nel caso del filosofo o nominato nei Promessi Sposi dalla fratello. Sì, no, appunto, sì, appunto, comunque è stato già detto, quindi. Un secondo. Allora, se da qualche parte si è parlato di un potenziamento dell'energia elettrica, dell'energia idroelettrica, attraverso le strutture che già esistono o che sono abbandonate, insomma. Scusi. Sì.
calma. C'è qualche sindaco che vuole intervenire? Ultimo intervento, prego. Buongiorno a tutti, sono Mario Rubano e faccio parte del comitato Pratobello 24. Noi durante l'estate, in 45 giorni, abbiamo raccolto 210.000 firme. In questi giorni si parla tanto anzi è proprio recente, il referendum sull'autonomia differenziata che la Corte Costituzionale ha autorizzato, e il cosiddetto referendum sull'autonomia differenziata, al netto delle firme prese online, proporzionato alla regione, agli abitanti della regione Sardegna, aveva preso 20.000 firme. Noi ne abbiamo prese 210.000 in estate, senza aiuto, autofinanziandoci. E il tema è che questa legge questa proposta di legge ha lo stesso valore di quelle che licenzia il Consiglio regionale. Attualmente è stata messa sotto il tappeto senza nessun motivo. La Presidente Todde in alcune occasioni... No, è il tema. Scusa. Ha detto che la legge Pratobello è anticostituzionale senza spiegare perché. Ora, è stata licenziata la legge 20, probabilmente all'Epifania verrà impugnata. Per fine marzo verrà bocciata e a quel punto sarete costretti a prendere in mano la Pratobello. Volente o nolente? Hai capito? Allora, questo è un evento pubblico per spiegare la legge 20, non è una competizione in un'arena, quindi vi pregherei di tenere un contegno adeguato se avete domande e chiarimenti da porre siete i benvenuti. Grazie. Allora, concludiamo. Scusi, sì. Quando organizzerete i vostri incontri ci inviterete e noi verremo. Sì, quindi va bene. Qualche sindaco che vuole intervenire? Direi di chiudere con la Presidente. Grazie Presidente. Grazie mille. Grazie mille. È interessante il principio di questo incontro perché confrontarsi è democrazia e quindi in democrazia ci sono ovviamente principi differenti e anche idee differenti che devono arrivare a sintesi. Una delle cose che dobbiamo definire oggi è da dove siamo partiti, perché molto spesso quando parliamo di energia sembra che la Sardegna sia all'età delle caverne, che tutto questo non esista, che l'energia elettrica non l'abbiamo mai utilizzata e che si deve costruire tutto da zero. Noi oggi in Sardegna abbiamo il 70 e passa per cento della produzione che è fatta da fonti fossili. Abbiamo 2 centrali a carbone più una centrale che brucia syngas e sono centrali altamente inquinanti. E la stessa, come dire, veemenza che si vede nel manifestare giustamente una preoccupazione legittima di speculazione, di occupazione di suolo, di vedersi travolti rispetto a quelle che sono dinamiche che vogliono trasformare il nostro ambiente, il nostro paesaggio, sarebbe bene che ci fosse anche nei confronti di questi impianti che ci sono, che sono altamente inquinanti, che provocano tumori, che fanno ammalare le persone e che tutti noi abbiamo sopportato in questi anni perché nelle nostre case, in tutte le case, abbiamo l'energia elettrica, il frigorifero, l'aria condizionata, l'automobile, tutto quello che ci serve per andare avanti. E questo è un fatto, può piacere o non piacere, ma oggi stiamo discutendo di verità e di fake news. Il secondo punto è cosa vogliamo essere noi tra 10 anni, 20 anni, 30 anni.
Quello che vogliamo essere sicuramente un'isola che preserva ambiente e paesaggio. Io, guardate, vi rispetto molto, però il rispetto deve essere reciproco, perché questo è un esercizio di democrazia. Nessuno vi ha interrotto, siete intervenuti, mi sembra, ed è giusto che gli altri intervengano, altrimenti qualificate quello che siete. Quello che è importante, quindi, capire da dove stiamo partendo. Stiamo partendo da un contesto che è altamente inquinante, che deve essere superato. Quindi l'esercizio è come lo superiamo. E c'è un altro tema che non è stato sollevato stasera, che è un tema fondamentale. Le fonti rinnovabili sono fonti intermittenti. Quindi sono fonti che chiaramente possono produrre per un certo numero di ore, non possono produrre per tutto il tempo che, per esempio, dà a disposizione una centrale elettrica, che sia a carbone o che sia termoelettrica. Per farvi un esempio, una centrale termoelettrica produce per 8.000 ore, un impianto eolico può produrre per 1.600, un impianto fotovoltaico anche meno, 1.200, 1.300. Quindi una cosa che noi ci siamo posti come tema è che se noi dobbiamo spegnere le centrali a carbone, noi le dobbiamo spegnere, dobbiamo prendere in considerazione tutto quello che ci viene offerto. Chi ha parlato prima di idroelettrico, e lo ringrazio per averlo fatto, evidentemente la legge 20 non l'ha letta ed evidentemente non ha visto come sono stati stanziati gli ultimi 3 miliardi e mezzo del Fondo di Sviluppo e Coesione, perché il 30% di quei 3 miliardi e mezzo sono stati stanziati proprio per l'idroelettrico, perché l'idroelettrico è importante nell'energy mix della Sardegna e deve essere sempre più importante. Noi abbiamo un contesto in cui le nostre concessioni idroelettriche vengono utilizzate oggi solo per il mercato del bilanciamento, non vengono utilizzate per produrre massivamente. Questo perché non vengono utilizzate da noi, ma vengono utilizzate da chi le gestisce per andare a mercato e per ovviamente avere obiettivi che non sono quelli di abbassare la nostra bolletta, piuttosto che, voglio dire, aiutare il nostro sviluppo energetico, ma per obiettivi di mercato, il loro ricavo. Quindi la Regione Sardegna sta facendo una giusta battaglia per riportarsi a casa le concessioni. E noi abbiamo sempre detto che questo passaggio della legge 20 era un pezzo di un'energia complessiva, che è fatta di 3 pezzi. Il fatto di riuscire a disciplinare cosa avviene nel nostro territorio, il fatto di costruire un piano energetico regionale che deve dirci da dove arriviamo da adesso fino al 2030 e fino al 2050, e una società energetica regionale che finalmente faccia i nostri interessi. Questi 3 pezzi dovevano essere invertiti. In un mondo ideale quello che sarebbe dovuto succedere è che io mi confronto su un piano energetico regionale, definisco una strategia e poi costruisco una società e definisco delle regole. Noi non l'abbiamo potuto fare perché in maniera totalmente colpevole negli ultimi anni è avvenuto di tutto in Sardegna. È venuta anche la possibilità, una bolla speculativa che le persone hanno sentito, e il fatto di essere spaventati è normale, è giusto, è sacrosanto ed è una cosa che va rappresentata. E noi saremmo degli amministratori incoscienti ed irresponsabili se non ci prendessimo carico di questa paura. La questione è cosa vogliamo fare e la questione è come vogliamo affrontare questa paura. E il punto sostanziale non è appropriarsi della paura delle persone, ma essere dei governanti responsabili, perché poi alla fine le cose di cui noi risponderemo saranno i risultati che portiamo e la difesa che abbiamo alzato rispetto al nostro territorio. E quindi veniamo al fatto che dobbiamo fare un piano energetico regionale. Come è fatto questo piano energetico regionale? È fatto dall'idroelettrico in gran parte, ma non dobbiamo fingere che ci possa essere solo l'idroelettrico per 2 motivi. Noi stiamo andando verso un cambiamento climatico che è ineluttabile. La siccità di quest'estate noi l'abbiamo vissuta. Chiunque raccontava che c'erano problemi, parlatene per esempio con chi non ha avuto acqua in Baronia per esempio,
ci ha portato in un contesto in cui il nostro monte acqua verrà messo seriamente a prova per i prossimi anni. Quindi dobbiamo ovviamente puntare sull'idroelettrico il più possibile, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che è una risorsa che può diventare scarsa, che può diventare problematica e che deve essere gestita con accuratezza e con attenzione. Ad oggi la potenzialità idroelettrica in Sardegna è minima, sono pochissimi i bacini in cui si può produrre energia elettrica, quindi bisogna continuare ad investire da questo punto di vista. Ma c'è un ulteriore passaggio. Per riuscire a spegnere quelle centrali a carbone noi chiaramente abbiamo bisogno anche di una quota di rinnovabili. Abbiamo bisogno anche di investimenti legati alla rete elettrica, perché una delle cose che abbiamo ascoltato è che si possano fare investimenti sulle rinnovabili senza sviluppare una rete elettrica che le rinnovabili le possa in qualche modo trasmettere e mettere sul territorio. Però io voglio anche riallacciarmi all'intervento che ho ascoltato prima dei tecnici delle rinnovabili. E c'è un punto che voi tacete ed è un punto che secondo me è fondamentale. Siccome le rinnovabili sono intermittenti, c'è un mondo che si chiama accumuli e gli accumuli oggi, a parte l'idroelettrico che è una batteria naturale, sono inquinanti perché sono accumuli fatti di litio. Quando noi costruiamo gli impianti, dobbiamo considerare che questo viene fatto e deve essere considerato un elemento esattamente come gli altri. Quando consideriamo il consumo di suolo, dobbiamo considerare che per fare un campo di rinnovabili che deve, trasmettere, devono essere fatti uguali accumuli, o comunque deve essere fatta una parte di accumuli. Quindi bisogna usare parole di verità quando si parlano di queste cose. Il tema sostanziale è che bisogna trovare un giusto bilanciamento per riuscire a fare in modo di superare i combustibili fossili e riuscire ad essere un'isola che supera questi combustibili fossili. E veniamo al gas. Io rimango veramente basita quando mi si dice che la Sardegna possa essere un'isola che prescinde dalle produzioni, prescinde dall'industria, prescinde dal fatto che termica e vapore non si fanno con le rinnovabili, ma si fanno col gas. È difficile da accettare? Sì, è difficile. Andate a parlare con chi ha un caseificio, che vi spiega come lo produce il vapore, o l'energia termica che produce il formaggio, e magari qualcosa ve la può spiegare. Andate a parlare con tutti coloro che usano il vapore nelle loro produzioni. Allora, noi dobbiamo prenderci la responsabilità di dire a queste persone: scusate, a noi non ci interessa del fatto che voi in questo momento state bruciando olio combustibile piuttosto che altro per produrre la vostra energia termica, il vostro vapore. Non ci interessa se inquinate con questi mezzi. Andate pure avanti. Perché noi, faremo un'altra strada, invece no, perché chi è responsabile si prende carico anche dello sviluppo economico della propria isola, perché noi di questo dobbiamo cambiare. Quindi quando si costruisce un'energia, se tutte queste cose devono essere messe una dietro l'altra, con coscienza e con capacità di capire. E poi c'è il grande tema dell'idrogeno, è stato sollevato. Io ho sentito delle sciocchezze mostruose. Io ho sentito parlare di condutture pronte per l'idrogeno, ma qualcuno vi ha mai spiegato che l'idrogeno è altamente esplosivo e che oggi è impossibile riuscire a trasportarlo in maniera pura, in alcun modo se non trasformati in ammoniaca, e che le miscele sono miscele massimo al 15% che vengono trasportate per massimo 1,5 chilometri di tubo. Ecco, allora, chiunque vi stia raccontando le balle della transizione all'idrogeno, perché sono balle, va ricacciato a casa esattamente con le stesse modalità che si devono a una persona che mente. Quello che è importante, è il motivo per cui sto facendo questo discorso così articolato,
è che la transizione è una cosa complicata e non esiste la transizione fatta solo di rinnovabili, escludendo il gas, solo di idroelettrico o altro. Esiste un mix equilibrato di risorse che ci devono portare fino ad un mondo in cui questi combustibili, quando la tecnologia sarà disponibile, li eliminiamo completamente, perché questa è la realtà. E adesso veniamo alla discussione che c'è stata relativamente al consumo di suolo, relativamente alla protezione del nostro territorio. Chi mai non si preoccuperebbe di vedere il proprio territorio trasformato in un territorio industriale? Chi mai non si preoccuperebbe di vedere, tra l'altro, un contesto che non viene governato da noi? Perché quello che succederebbe, è che in assenza di regole gli insediamenti liberi erano prima e liberi sarebbero adesso. Io rimango, come dire, sconcertata quando sento la previsione del futuro, no? Quando sento dire da chi ha proposto no a tutto, non ci sono aree idonee, mi sembra che fosse questo lo slogan della Pratobello, dire la vostra legge verrà impugnata e quindi succederà. Ma perché con la Pratobello, scusate, che cosa succederebbe? Secondo voi una legge tutto non viene impugnata e non viene in qualche modo resa ed esposta a tutti i sardi in maniera tale che noi ci troveremo in mutande? Quello che va detto è che le 210.000 firme vanno rispettate, ma le 210.000 firme non sono vostre. Le 210.000 firme sono dei cittadini che hanno espresso paura e sta ai governanti, anche se vi dispiace, che prendono la responsabilità di governare, perché questo è il compito di chi è stato eletto ed è un esercizio di democrazia. Quello che è importante dire e ovviamente anche affrontare. E quindi che cosa faremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane? Noi ovviamente lavoreremo per fare in modo che il nostro strumento sia disponibile per i sindaci, il nostro strumento sia disponibile per i territori, che ci possa essere un piano importante per costruire quello che è il mondo che noi vorremmo. Si è parlato di grandi impianti, noi non vogliamo grandi impianti di rinnovabili, perché è vero, i grandi impianti di rinnovabili sono meno costosi, ma noi non siamo disponibili, e l'abbiamo detto e l'abbiamo definito con la nostra legge, a sacrificare il nostro ambiente, il nostro territorio per i grandi impianti. Chi legge la legge lo vede in maniera chiara. Quello che abbiamo detto è che ci deve essere una società energetica regionale che deve prendere carico di gestire le comunità, di gestire gli investimenti, aziende agricole, di gestire gli impianti idroelettrici per fare in modo di poter essere produttori grossisti sul mercato e poter abbassare la nostra bolletta. Alla fine quello che interessa è proteggere il territorio e riuscire ad avere energia competitiva. Quello che non accetto da chi si professa ecologista, da chi si professa integralista da questo punto di vista, è non capire che abbiamo lo stesso obiettivo. E non capire che l'ambiente non vale meno di un campo eolico, che un paesaggio non vale meno di un campo fotovoltaico. E il fatto di essere in equilibrio significa tenere a bada a tutto questo. Quello quello con cui voglio concludere è questo. È stato un percorso difficile, è stato un percorso anche non sereno, perché abbiamo per mesi da una parte ascoltato che saremmo stati invasi, come se noi ci svegliamo oggi e in Sardegna non c'è niente. Le paleoliche sono esistite per 20 anni e non mi sembra che si sia prodotto un movimento come quello che noi abbiamo ascoltato in questi mesi. Abbiamo visto promesse di impianti incredibili che sono stati puntualmente bocciati dal governo e dalla regione. Ultimo quello di 1.000 ettari in Nurra. Questo lo dico perché siamo in un contesto in cui bisogna uscire dall'isteria e bisogna cominciare ad essere responsabili.
Quello che ci chiedono le nostre generazioni è di avere una Sardegna pulita, libera dalle centrali a carbone, che si possa sviluppare e che possa avere un piano condiviso per poter crescere. Questo ci chiedono i nostri figli e noi governanti di questo ci dobbiamo prendere carico. Grazie Presidente, grazie ai relatori. Speriamo di aver offerto un contributo utile alla discussione e alla comprensione di un passaggio per la Sardegna molto importante. Grazie della vostra presenza.